Perde il controllo della macchina, sbanda e danneggia 2 auto in sosta. Siamo in via 4 novembre a Vicenza. L'uomo alla guida però non si ferma. Continua il suo cammino, è un testimone a seguirlo e a fotografare, anche se parzialmente, il numero di targa, ma è sufficiente. La polizia locale, grazie alle cifre fotografate e al modello dell'auto, risale al conducente e lo identifica. Grazie alla testimonianza della persona siamo riusciti a rintracciarlo. Dapprima negava l'accaduto, ma poi alla fine ha confermato la propria responsabilità. Grazie a questo lavoro di identificazione della polizia locale, adesso i proprietari delle macchine che hanno riportato seri danni alla carrozzeria verranno risarciti. Esortiamo i cittadini a comportarsi in maniera corretta in caso di sinistro stradale, di fermarsi soprattutto e in modo particolare quando vi sono feriti, al fine di consentire il rilievo del sinistro e attribuire le corrette responsabilità ai coinvolti.